Eccoci, oggi in questa puntata di Primus Inter Pares ci siamo spostati dal nostro studio e siamo venuti in un posto davvero straordinario, perché qui siamo su un museo a pochi chilometri dal centro di Padova, che consiglio a tutti di visitare perché è un museo che fa vedere degli insetti viventi. Lo semplifico perché poi andremo a visitarlo e capirete molto di più di questo straordinario museo. In questo viaggio di Primus Inter Pares ci accompagna il direttore di Esapolis, del museo che stiamo per visitare, che si chiama Enzo Moretto. Buongiorno, prego Enzo, venga qui, ovviamente siamo registrati il giorno. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Allora, come va? Tutto bene qui tra gli insetti, come va? Beh, questo è un museo che ha un'eccellenza a livello nazionale e internazionale. Abbiamo veramente un sacco di visitatori, soprattutto con la situazione Covid, poi i musei hanno avuto anche un ritorno dopo l'apertura e questo è un museo speciale. Ecco, noi direttore andremo a visitarlo, iniziamo dall'entrata, questa è l'entrata tra l'altro, vuole raccontarcela rapidamente così quando uno entra, perché ho visto che poi c'è anche il negozietto per acquistare, insomma molto bello. Questo è un museo che ha 2500 metri quadri ricavati dentro quello che era la stazione baccologica storica italiana, la più importante, la Regia Stazione, che ha origini fin da fine 800, quindi è una storia di insettario ante litteram, cioè prima ancora di essere museo era già un luogo di ricerca. Diciamo, rifondato qui negli anni 20 e poi nel 2007 restaurato, e dal 2008 in poi ha cominciato a crescere questa idea di museo vivente dove si ospita un micro megamondo, quindi gli insetti sono la gran parte, poi ci sono piccoli vertebrati, acquari, anche altri animali come camaleonti, rettili eccetera, poi tante stazioni interattive, tante esperienze molto belle e laboratori, quindi è veramente un luogo magico anche per chi ha voglia di incontrare la natura. Devo dire poi un'altra cosa importante, qui si fa anche ricerca, si fa ricerca ad altissimo livello che poi diffondiamo attraverso riviste nazionali e internazionali, anche la televisione, anche come voi, diciamo, ne parliamo. L'ha già presentato, magico, dunque sicuramente sarà un viaggio magico, visiteremo gran parte ovviamente di questo splendido museo, lei ce la racconterà. E una curiosità, ho visto già un po' di insetti, ma poi chi segue, chi dà da mangiare gli insetti, perché ce ne sono molti qui. Allora, qui abbiamo una stazione molto particolare, abbiamo collaborazioni con l'università su diversi progetti di ricerca, abbiamo i volontari europei che stanno un anno qui da noi e fanno esperienze, vengono da tutta Europa ed oltre, anche perché il progetto è molto ampio, e poi abbiamo ricercatori e soprattutto i nostri biologi, i nostri keeper che sono preparati per seguire da sempre, diciamo, questo mondo. Questi insetti. Allora cominciamo questo viaggio con il direttore di Esapolis. Allora iniziamo questo viaggio nella prima sala, quando uno entra e viene a visitare, questa è la prima sala, sempre con il direttore Enzo Moretto. Io ho già visto degli insetti particolari, pensate ne ho visto uno che tra poco ce lo spiegherà il direttore, che sembra un bastone molto lungo, invece in effetti è un insetto che tra l'altro anche si muove battendo nel vetro. Allora, ci può spiegare questa stanza dove iniziamo il nostro viaggio? Questa è una sala molto speciale fatta di due elementi praticamente. Noi qui incontriamo subito un anticipo eccezionale del micro megamondo. In pratica abbiamo sia piccoli vertebrati come gechi, leopardini o i serpenti falso corallo eccetera, ma anche esempi del mondo degli insetti e non solo, ma anche scorpioni giganti, perché così riusciamo a vederli meglio. Sono delle cose eccezionali, abbiamo lo certo stecco più lungo del pianeta, tra le cavallette più grandi che vengono a Nuova Guinea abbiamo solo noi, Mosca è un altro museo in Europa al quale collaboriamo. Poi abbiamo degli insetti stecco australiani, i diavoli spinosi, i diavoli foglia secca, eccetera. In più una parte dedicata anche all'acqua con un acquario di barriera corallina, i paguri terrestri, le chiocciole giganti. Quindi qui subito comincia l'accelerazione. Ci sono anche collezioni storiche come tutti i musei che trattano insetti, però sono una parte quasi del resto, ci sono le collezioni storiche dei bacchi che vedremo. Perfetto, lei l'ha spiegato, ovviamente ci vive qui, dunque, però chi ci sta seguendo, io sono ovviamente, è la prima volta che entro in questo stupendo museo, ho visto il stecco come mi diceva lei prima, l'ha fatto vedere prima di registrare questa chiacchierata. Cos'è quello lì? Sembra quasi un ramo, non sembra nemmeno un Una delle cose più affascinanti del mondo degli insetti è la loro capacità di mimetizzarsi
E gli insetti stecco, gli insetti foglia, che ad esempio può trovare qui, gli insetti lichene, ne abbiamo tantissimi, mostrano questa cosa fantastica, il fatto di camuffarsi e diventare simili a un elemento della natura. In questo caso siamo di fronte anche a esemplari eccezionali che noi alleviamo da tempo, ma non è facile, sono animali molto delicati, vengono dalle foreste malesi, del Borneo, eccetera, e che raggiungono dimensioni enormi. Il nostro insetto stecco è quasi 60 cm di lunghezza. Dunque pensate, poi lo vedrete, è una cosa incredibile, davvero incredibile. Siamo tra i giganti del pianeta nel micromondo, però diciamo. Ah beh, sicuramente. Poi mi diceva che qui c'è un serpente corallo, se non ho capito male. Sì, è un falso corallo perché lui perché ha gli stessi colori del serpente corallo un po' invertiti, no? Lì ci sono i giochini rosso e nero, amico sincero, rosso e giallo, ammazza un cavallo, quindi devi sapere riconoscere dai colori se è quello mortale o quello no. Poi in verità tutti si rifanno. Questo è mortale? Questo no, questo non lo è ovviamente. No, perché lo facciamo anche giocare, delle volte il serpente ama questa cosa, essere un po'. Sì. Io ho un po' timore, invece Marco, il mio operatore, lui è abituato con questi serpenti, dunque può anche portarlo quasi a letto perché non ha paura, invece un po'. No, direi non è il consiglio di portarlo a letto, però consiglio tutti, qui è una cosa bellissima che tutti vogliono fare, e proprio sono i laboratori interattivi dove anche si possono toccare questi animali. Senta direttore, oltre ai due che abbiamo citato, ci sono altri in questa sala animali un po' particolari che poi andremo ad analizzare attentamente con la telecamera? Ma diciamo che qui abbiamo anche un esempio di barriera corallina proprio qui dietro di noi, che è uno degli esempi di maggiore biodiversità, ma anche un luogo dove per esempio i bambini si ritrovano, perché Nemo, Dory, i vari cartoni animati hanno fatto conoscere questo elemento straordinario del pianeta. Noi ne parliamo perché questo è un museo anche dove si sensibilizza alla conservazione della natura. Pensate che l'acquario piccolo che abbiamo noi sono 2 metri cubi d'acqua, 2 tonnellate d'acqua. Non è tanto piccolo. È piccolo, diciamo, e mantiene un piccolo angolo di barriera molto piccolo rispetto a quello che c'è in natura, però ha un costo molto elevato, grazie poi al fotovoltaico e geotermico che è dotata questa struttura molto moderna, riusciamo anche a mantenerlo con costi bassi, però per dire quanto vale un pezzo di barriera corallina. Ecco, senta, prima di andare in altri luoghi di questo meraviglioso museo, questi insetti, questi animali, hanno un tempo di vita. Faccio esempio, ho visto uno scorpione, ho visto, ecco, vivono. Questa è una bellissima domanda, di solito me la fanno più sulle farfalle, che abbiamo anche qui tutto un gruppo di falene, eccetera. Gli insetti hanno un ciclo di vita rapido, però alcune specie, abbiamo qui delle eccezioni, vivono degli anni, che è già tanto per un insetto. Poi sapete ci sono insetti da record, abbiamo una sala della socialità dove sono le termiti che possono arrivare fino a 80 anni, le regine di vita. Ecco, quindi siamo alla scoperta di un mondo, qui si scoprono cose che non si è mai pensato esistessero o fossero come le abbiamo conosciute. Domanda banale, così. Quando muore un insetto di questi o un animale che è qui, lo sostituite oppure ne trovate un altro? Abbiamo i nostri allevamenti, abbiamo la nursery, poi abbiamo un circuito internazionale, noi abbiamo circuiti autorizzati perché siamo anche il giardino zoologico con licenza nazionale rilasciata a 3 ministeri con ispezioni eccetera, proprio per mantenere alti gli standard, quindi sulla conservazione della natura, sulla riproduzione e anche sul prelievo di animali in natura, chiaramente, quindi abbiamo veramente tutto a posto. Allora invece che dire continuiamo a visitare, andiamo a divertirci perché è un divertimento venire qui. Assolutamente, vedere dal vero e dal vivo non è realtà virtuale, la realtà virtuale è una narrazione che facciamo noi bellissima, però vedere le cose dal vivo è un grande valore. E poi qui si possono anche fare esperienze di contatto con gli animali e anche molte esperienze interattive con tecnologie molto avanzate. Ecco, pensate che è la prima sala, vi consiglio di venire a vedere quello stecco che sembra un ramo e è un insetto straordinario. Venite a vedere perché è davvero qualcosa di incredibile. Andiamo avanti a visitare altri luoghi. Allora, proseguiamo questo viaggio davvero straordinario in questo museo degli insetti, lo definisco in maniera molto semplice, poi il direttore ci dirà esattamente come si pronuncia, cosa c'è qui dentro. Qui c'è, cos'è questa roba qui? Io vedo così, sembrano dei confetti. Allora, qui uso un termine, un paragone, diffuso nel museo abbiamo la nostra Gioconda. Cioè, questa è una cosa di grande valore che rappresenta la gran parte della nostra storia italiana perché rappresenta la storia della seta. Qui abbiamo la più grande collezione del mondo
di razze di bacco da seta e di campioni, esperimenti, strutture, sete diverse distribuita negli spazi del museo, perché questo rappresenta la storia di questo posto e anche la storia dell'Italia. È la cosa meno attrattiva, anche che incuriosisce di più, però è la cosa di più grande valore. Oggi, con tecniche innovative, DNA, eccetera, come si sa, ci sono queste cose anche particolari, si può ricostruire la storia della seta d'Italia attraverso questa collezione incredibile. Faremo anche dei passaggi, non ce l'ha neanche la Cina una collezione così. Ah, incredibile, avete capito, questa cosa qui che ci ha fatto vedere il direttore, nemmeno la Cina, dunque davvero è un motivo in più per venire a visitare questo museo davvero straordinario. E siamo all'inizio, pensate voi tra poco. Io voglio dire una cosa, visto che approfitto, bisogna ricordarsi che tutte le nostre famiglie in passato avevano un'economia legata alla seta. Era la prima economia nazionale dei primi del Novecento, ma lo è stata per secoli, dal Cinquecento in poi soprattutto, è quello che ha fatto grande che l'Italia come arte, storia, cultura e colori. Ecco perché noi abbiamo anche un vantaggio. Semplicemente vediamo tutti questi contenitori di bacchi di seta. La differenza, mi spiega la differenza uno dall'uno all'altro? Sono razze giapponesi, turche, da tutte le parti del mondo. Ogni razza aveva una caratteristica di colore, di consistenza, di forza della seta, di lunghezza del bozzolo, del ciclo di sviluppo dell'animale, perché tutti si sono sforzati per trovare cose che avessero più mercato. Quindi questo rappresenta non solo la storia della seta in sé, ma anche tutto quello che trascina dietro la via della seta famosa. Ah, no? Quindi praticamente, lo semplifico, oltre a quello che ha citato lei, ogni vasetto ha un valore diverso dall'altro. Ha un valore diverso, ha una sua storia, tanto che vedete dei bigliettini anche all'interno, delle volte sono bigliettini all'interno, e sono venuti al Museo della Cina, che è gigantesco, molto finanziato, molto grande, e sono venuti a cercare qui di trovare le storie perché non le avevano. Non gliele avete date? Beh, qualcosa abbiamo fatto come collaborazione, perché bisogna collaborare tra musei, è fondamentale. Adesso lasciamo stare la politica, la scienza deve andare avanti e la conoscenza. Dopo speriamo che anche loro ci restituiscano qualcosa. Un po' di sì. Continuiamo. Il museo comprende tantissime sale a tema particolari. Questa è una di quelle un po' speciali perché è una sala dove avvengono presentazioni e conferenze, ma anche dedicata alla Malesia, alla Malacca, al Borneo, un luogo straordinario. Qui abbiamo alcuni degli animali che vivono in queste teche, in questo posto incredibile. Sono tante teche con insetti, con farfalle, ognuna di queste ha delle storie pazzesche di esplorazione, delle storie sull'evoluzione collegate anche alle teorie come quella di Darwin, eccetera, le grandi esplorazioni per le spezie, e qui abbiamo anche degli esempi in questa sala, ma poi ospitiamo animali particolari come la cavalletta drago, la ninfa della Malesia, che sono fra gli insetti più grandi del pianeta, le mantidi e gli straordinari insetti foglia. Allora, siamo nella parte superiore di questo museo, avete visto un lungo corridoio con molte stanze, noi abbiamo iniziato da questa, poi al termine di questa puntata vi dirò una cosa, perché ne avevo già accennato prima con il direttore che tanti non vengono in questo museo per paura degli insetti, e non è proprio così, è un po' una cultura, poi ne parleremo al termine di questa visita. Allora, qui dove siamo, direttore? Qui siamo in una delle piccole meraviglie anche storiche del museo, una sala speciale dedicata alle collezioni Ascoli. Ascoli Piceno aveva una grande istituzione bacologica che poi venne chiusa, la direttrice venne qui, la direttrice anche in questo posto, e siamo portati a casa questa meraviglia di mobili, di strutture con delle collezioni storiche e anche dei modelli di bacchi da seta giganti dei fine 800 e primi 900 che rappresentano le malattie che colpiscono questi animali. Come tutti gli esseri viventi hanno le loro malattie, però in questo caso c'è una storia immensa che riguarda i bacchi, perché era un'economia enorme nell'Ottocento e una malattia che si chiama pebrina distrusse proprio tutta l'economia europea, e da qui è rinata proprio anche l'idea dell'istituzione della baccologica, da quale è nato poi questo museo, e da qui è rinata anche tutta la Gelsi bachicoltura, che è diventata poi la prima economia nazionale dei primi del Novecento. Poi tra l'altro mi diceva che abbiamo visto che il bacco addirittura può
fare 1,5 chilometri di seta, dunque qualcosa di incredibile. Beh, le selezioni chiaramente arrivano anche di più, però siamo in quella distanza, cioè il filo praticamente principale del bozzolo, se lo srotoliamo raggiunge quella lunghezza perché è stato selezionato proprio per produrre tanta seta. Tanta seta, incredibile. Allora, qui stiamo, direttore, in un'altra stanza, sempre di bacchi, ne parliamo perché qui adesso ci spiegherà tutto lei, con anche degli attrezzi dove una volta lavoravano la seta, appunto. Ci racconti un po' il tutto. Ma qui abbiamo diversi attrezzi che rappresentano la tradizione, quello che da noi c'era una volta molto diffusa anche nelle case, anche intimamente, diciamo c'era un allevamento microscopico fino ad arrivare alle grandi filande. Qui abbiamo anche i bacchi dal vivo, cioè chi viene a visitare il museo può vedere i bacchi da seta. Qui abbiamo tantissimi bacchi che stanno mangiando la foglia di gelso. Peraltro li abbiamo anche d'inverno quando il gelso non ha le foglie, perché grazie appunto al lavoro della stazione baccologica abbiamo una dieta, si chiama artificiale, ma è fatta di foglie di gelso sempre. E questi, direttore, crescono questi bacchi, e se sì, di quanto? Allora, questi sono una via di mezzo ancora, diventeranno 3 volte tanto, perché crescono tantissimo, diventano lunghi così praticamente, un po' come il mio dito, dopodiché vanno a arrampicarsi su questi boschi artificiali, poi una volta erano fatti di rami, diciamo, eccetera, e qui si aggrappano, vedete tutta la seta, e formano il loro bozzolo. C'è una spelaia attorno che è questa seta esterna per aggrapparsi. E dopo muoiono? Allora, il bacco da seta esiste solo perché esiste l'uomo che lo alleva, non esiste più allo stato selvatico questo animale, esiste un suo antenato che non ha niente a che fare. Certo. Cioè, ancora lui, diciamo, ma non ha più niente a che fare con la seta che vediamo, eccetera. E quindi una parte vengono tenuti per la riproduzione, e qui si mantengono oltre 200 razze, il progetto più importante che c'è in Europa, è uno dei più importanti al mondo, dal vivo, diciamo, oltre a quelle conservate. E poi una parte viene essiccata, quindi non è che vengono ammazzati con l'acqua bollente. Dopodiché il bozzolo deve essere messo in acqua calda per sciogliere i fili che lo tengono, e che la colla che tiene fermi i fili si chiama sericina, che forma anche una specie di gomma che poi deve essere tirata via anche dalla seta, e si srotola tutto quanto e poi si formano quelle matasse e si possono... Lo facciamo vedere, Marco, e chiedo che il direttore, se ci alza questo vento così li facciamo vedere proprio dal vivo. Ecco lì, vedete, si muovono tutti, se riesci a fare un primo piano incredibile. Questi sono i famosi cavalieri, come si chiamavano una volta così, perché a questa posizione quando mutano sembra un po' un cavallo, oppure si mettevano sui cavalletti, la storia, diciamo, per poterli allevare in quantità incredibili, e chiaramente bisogna portarli foglia tutto il giorno. Domanda ingenua, che durata hanno? Beh, la durata è quella tipica, diciamo, di molte specie di farfalle e falene. Il bruco ci vuole, da quando schiude a quando diventa bozzolo, diciamo, ci vuole almeno 40-45 giorni, dipende dalla temperatura.